ed è un giorno unico, particolare. Beh, la cosa importante, più importante di tutto, è la presenza di Dio in mezzo a noi. Questa è la cosa più importante. È l'ospite eccezionale che è presente in questo matrimonio. La domenica mattina è un giorno che noi dedichiamo per un culto al Signore, nostro culto di adorazione. Questa mattina abbiamo voluto inserire questo matrimonio in un culto di adorazione, perché il matrimonio deve essere un culto al Signore, un culto, un'adorazione. E quindi ci vogliamo preparare, la sposa sta per entrare, volete alzarvi in piedi? Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Il cantico che adesso canteremo insieme dice: sii esaltato il Signore, sii innalzato il Signore. Egli è degno della nostra lode. Amen. Questa mattina vogliamo lodare il Signore. Amen. Lui è presente dove c'è la lode, così dice la parola di Dio. La sua parola dice che egli dimora nella lode dei suoi figli. La sua dimora è nella lode. Noi questa mattina siamo qui per celebrare questo matrimonio, più unico che raro, ma Dio è l'Iddio dell'impossibile. Amen. Fa cose incredibili. Per Lui non ci sono anni, noi contiamo ore e anni, ma per il Signore non ci sono né ore, né anni, né minuti. Per Lui un giorno è come 1000 anni per un giorno. Amen. Quindi cantiamo insieme questo canto: sii esaltato. Amen. Per sempre
esaltato, sia innalzato il nome del Signore. Amen, alleluia. Egli è degno di essere lodato. Gloria a Dio. Giovanni Apostolo vide nell'isola di Patmo, vide la gloria di Dio, fu trasportato nel cielo spiritualmente ed egli vide miriadi di angeli che lodavano e innalzavano il nome di Gesù e dicevano: degno, degno è l'agnello di Dio, santo, santo è il nome del Signore. Amen. E noi questa mattina ci uniamo agli angeli per lodare il Signore, per glorificarlo con tutto il cuore. Amen. Benvenuti a quanti siete qui per la prima volta, siete venuti anche per onorare gli sposi. Dio vi benedica grandemente. Sono certo che il Signore parlerà anche al vostro cuore questa mattina. Magari c'è qualche coppia che è un po' in crisi e questa mattina il Signore parlerà alla loro vita. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo cantare ancora il secondo cantico che dice: vivo e mi muovo in te. Noi viviamo perché Lui vive. Amen. Amen. Perché Lui vive noi viviamo. Su questo canto possiamo anche battere le mani. Sono in te, tu sei l'unica via, Gesù, se respiro, io respiro in te. Vivo e mi muovo in te, tu sei la vera vita, Gesù, se respiro, io respiro in te. I miei passi sono in te, tu sei l'unica via, Gesù, se respiro, io respiro in te. La tua grazia mi circonda, vedo il volto tuo intorno a me, mi hai vinto col tuo amore, quale amore, oh Dio, tu hai per me. Vivo e mi muovo in te, tu sei la vera vita, Gesù, se respiro, io respiro in te. I miei passi sono in te, tu sei l'unica via, Gesù, se respiro, io respiro in te. La tua grazia mi circonda, vedo il volto
a sperimentare Cristo Gesù nella nostra vita. La vera vita inizia ad avere un senso quando ci incontriamo con Cristo. Cristo è risorto. Amen. Ed è vivente. E vive nei cuori di quanti lo hanno ricevuto come Signore e Salvatore nella propria vita. Vivo e mi muovo in te. Noi scopriamo la ragione della vita e il motivo per cui viviamo. Noi viviamo perché Cristo vive. E c'è una meravigliosa speranza nella nostra vita. E quando lasceremo questa terra andremo con Lui per l'eternità. Che meravigliosa promessa. Amen. Questa mattina abbiamo 2 giovanotti che uniamo in matrimonio. 95 anni, 82 anni. Davanti a Dio sono come ragazzini. Dio disse ad Abramo: cammina davanti a me e si integro, quando Abramo aveva 99 anni. 99 anni parla di integrità un uomo, sì, perché per Dio non ci sono gli anni, come ho detto prima. La nostra vita inizia, entriamo con Lui e vivremo per l'eternità. Amen. Tanti hanno paura della morte, ma se tu sei in Cristo non hai più paura della morte, perché vivi in Lui e siccome che Lui è risorto, anch'io risorgerò con Lui. Amen. Gloria a Dio, che bellissimo. Adesso canteremo un cantico che piace molto a Carmen e a Ferdinando, ovviamente, perché l'hanno scelto loro. Anche i canti che abbiamo cantato precedentemente sono stati scelti dagli sposi. Noi chiediamo: che cantico volete che vi cantiamo, che cantiamo insieme? Questo cantico dice: vedrai miracoli. Amen. È molto bello. E lei oggi può dire: io ho visto un miracolo. Amen. Dopo 44 anni di separazione e divorzio. Alleluia. Se non è un miracolo questo, qual è un miracolo? Amen. E oggi può dire: io credo ai miracoli. Amen. Gloria a Dio. Se volete anche accomodarvi, accomodatevi tranquillamente mentre cantano questo inno, la gloria di Dio. Vedrai miracoli. Ascolta questo inno, perché un miracolo può avvenire nella tua vita. Questa mattina, se tu non conosci ancora il Signore, non l'hai ancora sperimentato, non sei una reale cristiana o un cristiano, questa mattina puoi nascere di nuovo e dai il tuo cuore al Signore, dire: Gesù, anch'io voglio vedere un miracolo nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Ho bisogno di un miracolo, Signore. Amen. Preghiamo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai. Se crederai. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, e la gioia che c'è in noi del vento vola via, ed ora sono qui, il cuore così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare.
questa mattina è un miracolo. È un miracolo che ci siamo alzati questa mattina. È un miracolo che Dio ci ha fatto vedere un nuovo giorno. È un miracolo questa mattina che ci ha dato forza di venire qui. Se vuoi vedere un miracolo, lo vedi nella tua vita. È un miracolo. Nulla ci è dovuto, niente ci è dovuto, ma è solo per la grazia di Dio che siamo in piedi questa mattina. È un attimo che la vita se ne va. La parola di Dio dice che noi siamo come un fiore del campo. Se un vento passa sopra non è più. Oggi ci siamo, domani no, ma è un miracolo che siamo qui. Ed è un miracolo che a quest'età vogliono riunirsi in matrimonio. Perché vogliono fare la volontà di Dio, accettare la volontà di Dio nella loro vita. Per favore, volete alzarvi in piedi, vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Alleluia, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Sì, Siamo a te la Signore. lode della gloria, Signore. Sì, Signore, questo canto ha espresso veramente la verità, Signore. Per fede noi ci avviciniamo a te, Gesù. Per fede che noi siamo qui, Padre. Signore, tu che sei Padre, sei il Dio dell'eternità. Tu che accompagni, Signore, i tuoi figli nel cammino della vita. Siamo nelle tue mani. Ogni giorno, Signore, vogliamo ringraziarti perché rinnovi la nostra fede. Signore, grazie perché ci fai partecipi a tante meraviglie che tu compi, Signore. Questa è veramente una meraviglia nuova che tu compi in mezzo a noi, Signore. Oggi è un giorno di festa e lo hai reso possibile. Desideriamo quindi partecipare in questa gioia con Carmen, con Emanuele, con Ferdinando, Signore. Padre, ti ringraziamo perché quello che sembra non possibile per noi uomini, per noi comuni mortali, tu l'hai reso possibile, Signore, perché tu sei il Dio dell'impossibile, Gesù. Tu governi ogni cosa, Signore, e tu intervieni lì dove per noi non è più possibile mettere mano, tu arrivi, Signore. Signore, vuoi tu benedire questa giornata, in modo particolare gli sposi, Ferdinando, Carmen, Signore, benedicili nel profondo del loro cuore, fai sentire la tua presenza, così anche ciascuno di noi in questa mattinata, Signore, che possiamo veramente realizzare, Signore, che tu sei vivente, lo dimostri, lo continui a dimostrare, Signore, in mezzo a noi con queste Alleluia. meraviglie che Grazie, tu compi. Signore. Tu sei vivente, Signore. È vero, Signore. Gesù, grazie per quanto tu hai compiuto su quella croce, che è valido ancora quest'oggi, Signore, ed è valido per l'eternità. Signore, benedici questo incontro, benedici questa unione, nel nome di Gesù, Padre. Amen. Amen. Grazie. Gloria a Dio, accomodatevi. Grazie. Dovrei fare un po' di premessa a questo matrimonio, come in tutte le storie, anche quando noi leggiamo una storia biblica e anche quando la predico, devo fare un po' di premessa, devo un po' annunciare l'evento, come è successo, come è avvenuto. Non possiamo soltanto vedere oggi, questa giornata. C'è qualcosa di miracoloso, c'è un piano di Dio, c'è un programma di Dio. Dio ha prestabilito questo giorno, nella sua infinita grandezza. Dio onnisciente, onnisapiente. E Lui conosce ogni cosa, Lui conosce il nostro passato, il presente, il futuro. Siamo noi che non conosciamo il nostro futuro. Nel momento in cui noi conosciamo Gesù, lo sperimentiamo realmente nella nostra vita. Sapete, voi questa mattina siete venuti qui, per coloro che frequentano la nostra comunità, oramai è normale venire qui in una chiesa evangelica, cristiana evangelica, ma voi che magari siete per le prime volte, vi domandate anche, ma cos'è una chiesa evangelica? Chi sono gli evangelici? Cosa predicano gli evangelici? Evangelo, in realtà, veniamo da questo termine che è la buona novella.
La buona notizia. Cristo Gesù è morto ed è risorto. Questa è la centralità del messaggio del Vangelo. E Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna. Non ha parlato di essere di una denominazione, di un'altra denominazione cristiana. Lui non è venuto su questo mondo per fare una denominazione. Lui è venuto in questo mondo, su questa terra. La parola di Dio ci dice in Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Lui è venuto per salvare. È venuto per cercare quelli che erano perduti. E io sono uno dei primi che ero completamente perso. Anche se sono nato in una famiglia cristiana, i genitori mi hanno insegnato il cristianesimo, ma non avevo ancora fatto un'esperienza con il Signore. E così anche nell'ambito cattolico, sappiamo, ci sono molti che non hanno ancora realmente fatto un'esperienza con il Signore. Non lo hanno ancora sperimentato nella propria vita, addirittura non hanno mai aperto una Bibbia. Questa è la parola di Dio. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Questa è parola di Dio. È tutto qui, ma non viene mai aperto il libro. Eppure questa è quella che ci porta a Cristo, è quello che ci fa conoscere Cristo nella nostra vita. Bene, 10 anni fa, Emanuele, suo figlio che oggi è il mio vice, ci incontrammo a Cittadella. Qualcuno gli aveva parlato del Signore e lui mi telefonò e mi disse: parlo col pastore Gianni Palma? Sì, sono io, avrei bisogno di parlarle. Ci siamo incontrati, faceva un freddo quel giorno, una cosa incredibile. Da lontano vedo un omino piccolo con il cappello in testa, Emanuele, tutto coperto. E così ci siamo parlati, siamo andati in un bar e abbiamo iniziato a parlare, ma io non gli avevo assolutamente detto dove avevamo la chiesa, perché noi non facciamo proseliti. Noi lasciamo che lo Spirito Santo faccia l'opera sua nella vita delle persone. Noi dobbiamo annunciare Cristo. Amen. Quindi quel giorno io gli annunciai l'esperienza e mi faceva tante domande. Da tutte queste domande poi alla fine io lo lasciai. Stavo andando per andar via e lui mi disse: mi scusi, ma dove ha la chiesa? E io dissi: a Marostica. Ah, va bene. Io non sapevo se lui sarebbe venuto o non sarebbe venuto. Il giorno seguente era di giovedì, Emanuele si presenta e da quel giorno Emanuele non è andato più via. Ma la cosa è che Emanuele torna a casa e dice: mamma, ho incontrato Gesù. Chissà Carmen cosa avrà pensato, questo è fuori di testa. Avete mai detto a qualcuno: ho incontrato Gesù, e qualcuno vi ha guardato un po' a dire: guarda che il reparto neurologico è ancora aperto, ti consiglio un bravo psicologo o psichiatra addirittura. Ma quando incontriamo Gesù succede qualcosa nella nostra vita. Che cosa accade? Accade che lo Spirito Santo inizia a entrare nella nostra vita, inizia a cambiarci. Iniziamo a leggere la parola di Dio e la cosa bella è che tu pensi di leggere la Bibbia, ma la Bibbia sta leggendo te. È l'unico libro che legge te. E quando ti legge ti mette a nudo. E quando ti metti a nudo ti scopri. E quando ti scopri ti vedi la tua realtà e non puoi nascondere nulla davanti a Lui. Noi possiamo nascondere alla nostra moglie, al nostro marito, ai nostri figli, alla persona più cara, addirittura in chiesa possiamo nascondere anche al pastore chi siamo, veniamo in chiesa, alziamo le mani, cantiamo, lodiamo, ma a Dio no. A Dio non possiamo nascondere nulla. Perché Lui ci guarda 24 ore su 24. E conosce ogni cosa della nostra vita, conosce i nostri dubbi, le nostre perplessità, conosce le nostre ferite, le nostre delusioni, conosce anche magari quando siamo stati maltrattati, abusati. Lui conosce ogni cosa della nostra vita, conosce il tuo pianto, quando tu piangi di nascosto, magari non ti fai vedere neanche da tuo marito, da tua moglie, quelle lacrime che hai nel tuo cuore, Dio lo sa, conosce ogni cosa. Ed è un papà meraviglioso. Quando hanno scoperto Dio come un padre?
È un papà meraviglioso. È un padre che è l'unico che è capace ed è potente da cambiare e trasformare la vita dell'uomo. È l'unico. Perché? Perché ci ha creati lui. Quindi Carmen venne in chiesa e poi pian piano iniziò anche lei e abbiamo battezzato 10 anni fa mamma e figlio insieme. Sì, li abbiamo battezzati perché la parola di Dio ci dice che quando noi riceviamo Cristo Gesù come Signore e Salvatore, andate per il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi c'è bisogno del battesimo, il battesimo non vengono fatti ai neonati, ma i battesimi vengono fatti alle persone adulte che hanno creduto, quindi hanno un'intelligenza, devono fare un'esperienza, devono comprendere, sono io che dico io credo in Gesù. Ho fatto un'esperienza con Gesù e lo devo testimoniare. Gesù ha fatto il battesimo a 33 anni. E se voi vedete, fate un giro, ma penso che forse qualcuno lo saprà, se voi girate per le chiese storiche cattoliche, voi trovate i battisteri, perché prima si battezzava ad adulti, venivano battezzati per adulti, perché ognuno doveva confessare la propria confessione al Signore. Infatti Giacomo ci dice: se con il cuore avrai creduto, se con la bocca avrai confessato che Gesù Cristo è il Signore e che Egli è risorto, tu sarai salvato, ma lo devi confessare tu. Ecco che noi facciamo i battesimi per adulti, e così Emanuele e sua mamma vennero battezzate, ma il papà, professore, scienziato, la scienza, medico. E più volte ci siamo un po', no? Perché lui con la scienza mi metteva a terra. Quando parlavamo e qualche domanda da una persona molto colta, preparata, malgrado la sua età, persona molto attiva. Quando sono andato a casa sua mi sono girato intorno, ho visto una libreria e mi chiedevo come posso parlare con lui, come posso affrontare una situazione con il professor Vischi. Così qualche volta ci siamo anche scritti. Ricordo una volta che io gli risposi e gli dissi: professore, io una cosa so. Gli dissi quella frase che disse quel cieco quando andarono da lui per dirgli chi è che ti ha guarito, perché era il giorno del sabato, al sabato non potevano, perché la legge non lo permetteva, non potevano fare niente, ma Gesù è il Signore del sabato. E quindi Gesù guarì quel cieco il giorno di sabato, ma ovviamente i scribi, i farisei lo rimproverarono a questo cieco gli dissero: ma chi ti ha guarito? E lui non lo vide in realtà chi l'aveva guarito, perché Gesù lo guarì e andò via. Interrogarono i genitori: ma lui realmente è nato cieco? Sì, mio figlio è nato cieco, era cieco. Gli altri che lo conoscevano, era cieco. E questo cieco diede una risposta agli scribi e ai farisei. Quale fu la risposta che diede? Sapete, io una cosa so, prima ero cieco, oggi ci vedo. E questa è la risposta che diamo tutti quanti noi come cristiani. La mia vita che io vivevo prima non la vivo più. Se ero un peccatore, io sto cercando in tutti i modi di non cadere più su quei peccati, perché Cristo vive in me. Siamo sulla via della santificazione. L'Apostolo Paolo dà una dichiarazione bellissima. Paolo era molto ebreo, fariseo dei farisei, e l'Apostolo Paolo fa una dichiarazione meravigliosa, che è quello che io ho messo come verso nella mia vita. I fratelli lo sanno. E l'ho voluto mettere anche sulle magliette quando ci battezziamo, quando battezzo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora vivo, la vivo in Cristo Gesù, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E l'Apostolo Paolo dichiara: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Amen. Amen vuol dire sì, amen, così sia, è vero. Credo. Nella Chiesa evangelica c'è una risposta
da coloro che hanno sperimentato il Signore e possono dire sì, è vero, io sono una nuova creatura. E questa nuova creatura si deve vedere agli occhi degli altri. E così Emanuele, tante persone hanno visto un cambiamento nella vita di Emanuele, l'ho visto anch'io, che sono pastore, ho visto un cambiamento radicale. Emanuele aveva paura anche di se stesso, un po' ipocondriaco. Possiamo dire un po' troppo? Normale. Pastore, sto male, devo... E io a volte lo accompagnavo pure da qualche medico, andavamo insieme così. Sapevo già che la risposta che il Signore gli dava e qualche volta ho detto, guarda, ti diranno così, così. Lui è uscito, pastore mi ha detto la stessa parola sua. Questo ha cambiato la sua vita e il cambiamento della vita di una persona è la più bella testimonianza che tu possa dare. E posso dirti ancora di più, è la più bella predicazione che tu puoi fare. Perché Paolo dice che noi siamo la lettera di Cristo. Noi siamo la parola di Dio che cammina per strada. Ed è meraviglioso, perché qualcuno magari non potrà mai leggere la Bibbia, ma tu puoi fargli leggere la Bibbia attraverso di te. Che cosa è successo nella tua vita? Mi sono incontrato con Cristo. E uno degli scrittori, si chiama Messori, che è cattolico, lui in uno dei suoi libri, dicono che è risorto, alla copertina finale di questo libro dice non importa di quale denominazione cristiana tu sei, non ha importanza, l'importante è che tu ti sei incontrato con Cristo risorto. E Paolo dice va nella nostra fede se Cristo non è risorto. Amen, questa è la fede centrale del cristiano, è risorto Cristo. Le donne andarono al sepolcro e quel sepolcro era vuoto e ancora oggi quel sepolcro è vuoto. È l'unico Dio che non c'è in un sepolcro. Dio è fedele. Così Emanuele un giorno a casa, non so quale fu il motivo, non ricordo la ragione, ma si trovò con il Nuovo Testamento che aveva regalato a suo padre, il Nuovo Testamento di Gedeone. E così, sfogliando l'ultima pagina, il Nuovo Testamento di Gedeone, nell'ultima pagina, quello che noi Gedeoni che abbiamo in chiesa danno fuori alle scuole, alle carceri, gratuitamente diamo i Nuovi Testamenti. E così, in fondo a questa pagina c'è scritto: se tu hai ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore nella tua vita, e c'è la firma, data e firma. E così scoprì che suo padre aveva dato il suo cuore al Signore. Aveva dato la data e la firma. Emanuele corre da suo padre, tutto, anzi mi chiama e dice: pastore, non sai, mio papà ha dato il suo cuore al Signore, gloria a Dio. Ma corre da suo padre e glielo dice: papà, ma tu hai dato... la mimica, poi bisogna conoscerlo, il dottor Ferdinando Vischi ha una mimica unica, particolare. Nella sua freddura gli dice: ma a te che ti importa? Ma scusami, la conversione non è personale, la dovevo raccontare a te. Certo che è una gioia per un figlio, la gioia più grande che io ho ricevuto. Io ho 2 figlie, Deborah, Katia, che il Signore mi ha donato, ci ha donati con mia moglie. È stato quando hanno accettato Gesù e sono scese nelle acque battesimali. Quella è stata una gioia più di un matrimonio, molto di più di un matrimonio. E quel giorno ricordo che ho detto ai fratelli: mettete poca acqua perché sicuramente piangerò tantissimo e sicuramente l'acqua si alzerà. È un giorno speciale, il giorno dei battesimi, vero? Ci sono già qualcuno che ha chiesto di essere battezzato e quindi, a Dio piacendo, vediamo se questo mese, il mese prossimo, vediamo se si aggiunga qualcun altro. E così avevamo questa bellissima notizia: la famiglia era salvata. Che bello! È bello poter dire: io e la mia casa serviamo l'Eterno. Bellissimo, è bellissimo. Ma ci fu una rottura del femore, scivolò in casa, tutto questo in piena pandemia, una situazione difficile. Quindi Carmen dovette tornare a casa.
come vera cristiana, credente, nata di nuovo, viene da me e mi dice: pastore, io adesso devo tornare a casa. Dovrei dormire lì. 82 anni, 94 anni, dice, ma dai. No. La parola di Dio è parola di Dio. E bisogna essere fedeli. E allora andarono in un centro, sono stati lì per recupero, il Signore ha grandemente benedetto, perché malgrado l'età si è rialzato in piedi e il Signore li ha preservati per questa pandemia che abbiamo avuto, perché per l'età che hanno. Perché? Perché aveva stabilito questo giorno. Aveva stabilito questo giorno. Ed è meraviglioso. Sapete, io ne ho parlato con altri pastori in Italia e hanno detto: ma questo è un miracolo. Vogliono fare un articolo, vogliono scrivere giornali, vogliono fare qualcosa di straordinario. Sì, perché Dio fa qualcosa di straordinario. In una società dove il matrimonio non dura neanche e si lasciano, per niente. Ecco che 2 sono ritornati a novità di vita e sono nati di nuovo, e questo è un matrimonio nuovo, da 2 persone nate di nuovo. È importante. Voglio leggervi una lettera e poi tratterò un piccolo passo della parola di Dio insieme con voi. Voglio leggervi una lettera che una sorella, che forse è collegata con noi, Sonia, che ho conosciuto da poco, ma lei è una scrittrice, ma ha un dono eccezionale. Quando io gli ho mandato il matrimonio, l'ho messo sulla mia pagina di Facebook, e quindi si è scatenato, non immaginate cosa si è potuto scatenare. Gloria a Dio, il Signore è meraviglioso. E questa sorella ha scritto, e mi ha scritto privatamente, ha scritto questo. Io gli ho detto: posso leggergliela agli sposi? Mi ha detto sì. Quindi forse Sonia è collegata con noi. Pensate, questa donna ha suo marito che è su una sedia a rotelle. Si è sposato, dopo pochi anni suo marito ha una malattia autoimmune, ha 2 figli, lei è infermiera professionale e adesso suo marito è come un bambino e lei lo cura ogni giorno, ogni mattina, e va al lavoro e torna e i colleghi gli dicono: ma come fai? E lei dice: perché lo amo. Il vero amore non finisce mai, non cessa. Anche quando subentra la morte, la vita è un romanzo. E Dio è il talentuoso scrittore, noi la sua poesia. A volte si ha l'impressione di vagare nell'incertezza, di non capire bene in che direzione si sta andando. Ma Lui non ha dimenticato quelle nostre parole poche sussurrate: oh mio Dio, prenditi cura di me. Guida i miei passi, guida i miei pensieri e il mio cuore. E allora ogni decisione inconsapevolmente è compiuta. La vita di queste 2 anime ne è una dimostrazione. Raccontarle fa bene al cuore. La vita non finisce se il talentuoso scrittore non ha ancora finito. Non è bella? Perché Dio ha l'ultima parola sulla nostra vita. Noi pensiamo che sia finita. No. Leggiamo un testo della parola di Dio che non ho mai predicato quando i matrimoni ho fatto, non ho mai predicato questo testo. Oggi è il momento che prendo questo testo, anche se questo testo viene messo più delle volte sulle partecipazioni del matrimonio. Una frase di questo testo, e io questa mattina voglio leggervelo con voi. Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetto 6 e 7. Cantico dei Cantici è meraviglioso nella Sacra Scrittura, sta parlando della sposa, che è la Chiesa, e Cristo Gesù, che è lo sposo, che verrà un giorno a prendere la sua sposa. Amen. Possiamo dire Maranatà, che vuol dire Signore vieni. Egli sta per tornare, per prendere la sua sposa.
E se tu non fai parte ancora della sposa di Cristo, questa mattina lo puoi fare, puoi ricevere Gesù lì dove sei, di Gesù entra nel mio cuore. E puoi far parte anche tu della sposa di Cristo. E quando il Signore tornerà, prenderà anche te per rapire e portarci in cielo. Questo dice la sua parola. Non si parla mai di rapimento, ma c'è il rapimento ed è biblico. Egli tornerà. La parola di Dio dice: mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno dessi tutti i beni di casa sua in cambio dell'amore, sarebbe del tutto disprezzato. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore. Sapete, Dio ama sigillare le cose. Dio ama fare un patto con l'uomo. Il nostro Dio è un Dio dei patti. Sapete un patto che Lui ha fatto con l'uomo che tutti possono vedere qual è? Penso che tutti lo dovreste sapere. Quando è venuto il diluvio universale, dopo c'è stato l'arcobaleno. E quell'arcobaleno è la dimostrazione che Dio disse: questo è il patto che io farò con l'uomo, che non ci sarà più, io non manderò più un diluvio sulla terra. Il nostro Dio è un Dio dei patti. Ed Egli sigilla un patto. Egli ha sigillato un patto e questa mattina Lui sta sigillando questo patto, perché il matrimonio è un patto davanti a Dio. Ci tengo a precisare. È molto importante questo. Ascolta bene. Perché è vero che sono venuti a mancare i matrimoni perché nessuno si vuol prendere più la responsabilità di sposarsi, di unirsi in matrimonio, quindi c'è la convivenza, proviamo, vediamo se va bene, se non va bene. Ognuno a casa sua. Che responsabilità ho? Il primo matrimonio che Dio ha creato l'ha creato nel giardino dell'Eden con Adamo ed Eva. E Gesù nel Nuovo Testamento il primo miracolo lo compie ad un matrimonio, alle nozze di Cana. Ha trasformato l'acqua in vino. Un matrimonio annacquato in un matrimonio miracoloso. Forse il tuo matrimonio è annacquato questa mattina, o chi mi sta ascoltando è annacquato. Sappi questo, che Gesù è potente da trasformare il tuo matrimonio. Amen. Quanti figli vivono situazioni difficili, da matrimoni spaccati. Oggi prendono le prime pagine i divorzi, calciatori. Oggi non si parla altro che Totti e Hillary. E stanno vedendo avvocati su avvocati. Sai cosa ti dice il Signore? L'ho trattato giovedì allo studio biblico. Godi tutti i giorni con la moglie che Dio ti ha dato. Meraviglioso. Eppure preferisco i figli, preferisco portarmi i miei figli, ma non mio marito, non mia moglie. E pensare che il figlio ha il 50% del DNA del papà o della mamma. Però nel figlio sì, magari il figlio può fare di tutto, ma il marito no. La moglie no. Ama. Prenditi del tempo per stare con tua moglie. Prenditi del tempo, va via dalla famiglia. Portatela via. Oggi te la godi, non so domani. Ieri parlavo con un pastore, un mio amico, che l'ho visto in Germania, l'ho visto in Olanda, l'ho visto con la moglie. E lui ha passato un brutto momento con la moglie. Un tumore. Gli avevano dato poco tempo. E lui diceva sempre alla moglie, quando la moglie diceva andiamo qui, andiamo, e no, ma cosa, abbiamo questo, abbiamo da fare quest'altro, abbiamo da farti quella, adesso la porta dappertutto. E mi ha detto sì, Gianni, ci stiamo godendo la vita, perché non so ancora quanto tempo il Signore me la concede. A volte ci deve mancare qualcosa per sapere, per capire la mancanza, vero? Come nel tempo della pandemia. Non ci siamo più potuti salutare né abbracciare. Abbiamo visto tante di quelle cose raccapriccianti. Figli che vanno nelle case di riposo a abbracciare i genitori attraverso una pellicola.
una plastica, perché gli mancava. Quante cose abbiamo visto. Il Signore ci ha tolto i pulpiti, ha chiuso le chiese. Andate a predicare per le strade, andate a predicare dai tetti delle strade, perché è lì dove il Signore vuole che noi predichiamo. Mettimi come un sigillo. Neemia capitolo 9, versetto 38, leggiamo: il popolo si impegna solennemente a mantenere un patto con Dio. A motivo di tutto questo noi prendiamo un fermo impegno e lo mettiamo per iscritto, e i nostri capi e i nostri leviti e i nostri sacerdoti vi metteranno loro un sigillo sopra. Il re aveva un sigillo, quando sigillava qualcosa nessuno lo poteva togliere, era un sigillo. E questa mattina questo matrimonio viene sigillato alla presenza di Dio, perché qui non ci sono solo due testimoni, ma c'è il Signore per testimone. In un matrimonio, voglio ricordarti, anche se tu l'hai fatto in chiesa cattolica, dovunque tu l'abbia fatto, in una chiesa, ricordati che tu l'hai celebrato davanti a Dio. Se non lo vuoi celebrare davanti a Dio, fai quello ufficiale di Stato. Vai in comune. C'è un ufficiale di stato civile, ti celebra un matrimonio, ma se tu vai davanti a Dio devi sapere che quel matrimonio lo stai celebrando non soltanto davanti a un ufficiale di stato civile come il sottoscritto, che grazie a Dio ha avuto la nomina a ministro di culto, ma non è soltanto questo, ma tu stai ufficializzando il matrimonio davanti a Dio. Ed ecco perché noi ci prendiamo l'autorità di dire: quello che Dio ha unito l'uomo non lo separi. Non te lo potrà dire il sindaco, perché non ha questa autorità da parte di Dio. Dio è presente al matrimonio. Dio parla al suo popolo in Malachia, al capitolo 2, al versetto 13. Dio rimprovera il suo popolo e vedete cosa gli dice? Voi fate anche quest'altra cosa. Coprite l'altare dell'Eterno di lacrime, di pianti e di lamenti, perché non riguarda più con favore, perché non riguarda più con favore la vostra offerta e non la riceve più con piacere nelle vostre mani. Eppure voi dite: ma per quale ragione? Io do l'offerta, io vengo in chiesa, io partecipo, io piango, io sto facendo qualcosa come una forma di religiosità, ma Dio non risponde. Ma perché non rispondi? Per quale ragione? Perché l'Eterno è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti sei comportata perfidamente, benché ella sia la compagna e la moglie del tuo patto. Dio ricorda il patto. Dio ha ricordato 63 anni fa, scusatemi, nel 1963, che loro hanno fatto un patto. Dio lo ricordava. Dio ricorda perfettamente le parole che escono dalla nostra bocca. Conosce ogni cosa della nostra vita. E questo ci deve far comprendere, ci deve far capire che noi che siamo spirituali, o meglio, noi che ci riteniamo cristiani, dobbiamo vivere il vero cristianesimo. Dobbiamo essere pienamente consapevoli che Cristo è presente al matrimonio, che Cristo è qui. Questo è un matrimonio, come dicevo questa mattina al dottor Vischi, è un matrimonio nuovo, da due persone nuove nate di nuovo, perché sono nuove creature in Cristo Gesù. Sì, c'è stato un matrimonio, è fallito, ma fa parte della vecchia vita. Questo è un matrimonio nuovo, da due persone nuove, nate di nuovo, che hanno dato la loro vita a Cristo Gesù e sono nuove creature in Cristo. Quindi per il Signore hanno 1 anno, 2 anni, 3 anni. Non ha importanza. Ma questa mattina loro sono nella piena consapevolezza di celebrare il loro matrimonio davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Ed è per questo che adesso io celebrerò il matrimonio. Questo matrimonio, come vi avevo detto, è un matrimonio a tutti gli effetti allo stato civile e anche religioso. Io adesso dovrò leggere gli articoli di legge ed è vero,
C'è l'articolo 147, quando noi leggiamo le prole, i figli. E allora all'ufficio anagrafe dice: pastore, ma lei sa che le deve leggere? È certo che le devo leggere. E io gli ho detto: sapete quanti anni aveva Abramo quando ha avuto un figlio? 99 anni. Io devo leggerlo, poi il resto lo fa il Signore. Sono anche un uomo di legge e quindi adesso celebrerò. Grazie. Devo metterla, per forza, perché in questo momento sono un ufficiale di stato civile. Volete alzarvi in piedi, per favore? Grazie, Antonietta. Alleluia. Passo alla lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, perché questo matrimonio ha valore religioso e civile. Articolo 143 del codice civile, diritti e doveri dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione all'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare, residenza della famiglia. I coniugi concordano fra di loro l'indirizzo della famiglia familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi, quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone a ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare, la parola tenendo conto della capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Portiamo un attimo le fedi. Ecco i piccolini. Prendetevi per mano un attimo, date a me la vostra mano, inchinate il vostro capo. Padre, noi ti ringraziamo per questo giorno meraviglioso, speciale. Io ti ringrazio per la loro vita. Signore, queste fedi sono un simbolo e non a caso si chiamano fede. Signore, che guardando ogni giorno questa fede possono vedere la tua fedeltà. Alleluia. Benedicili, Signore, il restante della vita che tu gli darai, Signore. Signore, grazie e che loro siano benedetti da te. Noi ti ringraziamo, Signore, che sia un amore profondo, nuovo, l'uno verso l'altro. Grazie per l'opera che tu hai compiuto nella loro vita. E grazie perché noi l'abbiamo vissuto, siamo qui e possiamo dire grazie, papà. Grazie, Signore. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Scambiatevi le fedi. Alleluia. Ok, adesso accomodatevi mentre vediamo un filmato che hanno deciso e possiamo vedere insieme. Grazie Davide.
festeggiano nel cielo gli angeli al nostro Signor Gesù, che ci liberò dalla schiavitù e per i nostri peccati un dì in croce morì. Cristo vive nel mio cuore, perché dalla sua morte ha dato la via, la vita e la verità. E nel giorno in cui il mio corpo morrà, in cielo con lui per l'eternità sarò quando verrà. Amen. Io e Carmen, che era mia moglie, ritorna ad essere mia moglie perché ci sposiamo. Ferdinando Vischi dichiara nel cospetto di Dio in piena libertà di prendere in moglie la qui presente Carmela Spina come sua sposa e insieme a lei continuare a vivere secondo il Signore finché morte non vi separi? Sì. Il microfono è qui, dov'è? Ah, eccolo qui, scusatemi. Avete sentito tutti? Non tutti. Sì, Carmela Spina, dichiari nel cospetto di Dio e in piena libertà di prendere come sposo il qui presente Ferdinando Vischi e insieme a lui continuare a vivere secondo il Signore finché morte non vi separi? Sì. Con il consenso ora manifestato davanti a Dio, a me e all'Assemblea qui presente, voi avete contratto matrimonio come ministro di Dio e ministro di culto, con l'autorità concessami da Dio e dallo Stato civile italiano, vi dichiaro marito e moglie. E questa volta voglio dirlo a voce alta, ciò che Dio ha unito, l'uomo non osi separare. Amen. Allora, la sposa qui, lo sposo in alto qui, dopo anche di qua e dopo i testimoni sotto. Ti fidanzerò a me, sorella mia. Ti fidanzerò a me, amica mia. Con un solo dei tuoi sguardi hai rapito il mio cuore. Ti fidanzerò a me, oh sposa mia. Ti fidanzerò a me in benignità.
scolpita sul mio cuore, ti fidanzerò a me per l'eternità. Abiterai nelle mie dimore, preziosa sarai agli occhi miei, come una fiamma che arde viva. Il nostro amore non si spegnerà, nel cielo infinito splenderà. Fra le mie braccia sicuro sarai, con il mio sguardo ti accarezzerò, la mia presenza respirerai. Sarò il tuo Dio, avrò cura di te, il tuo Signore, il Dio d'amore. Abiterai nelle mie dimore, preziosa sarai agli occhi miei, come una fiamma che arde viva. Il nostro amore non si spegnerà, nel cielo infinito splenderà. Fra le mie braccia sicuro sarai, con il mio sguardo ti accarezzerò, la mia presenza respirerai. Sarò il tuo Dio, avrò cura di te, il tuo Signore, il Dio d'amore. Sarò il tuo Dio, avrò cura di te, il tuo Signore, il Dio d'amore. Vi presento i coniugi Vischi. Grazie. Gli avevo chiesto se volevano dire qualcosa, sono emozionatissimi. Quindi non si sentono di dire niente, vero Carmen? Grazie, solo grazie a tutti i presenti. Grazie a tutti quanti voi. Dio... accomodatevi pure. Possiamo cantare? C'è un cantico che a me piace moltissimo. Non lo ha chiesto Carmen, ma posso permettermi di cantare un cantico, Carmen? Questo cantico dice poche parole, imparalo con noi. Poche parole, ma è bellissimo. Perché dice la tua fedeltà è grande. Poche parole. Io lo canto sempre quando il Signore risponde, su certe, anche quando non risponde. E io dico al Signore, è grande la tua fedeltà. Sapete, quando noi diamo lode al Signore, qualcuno ha detto è un insetticida per il nemico. Spruzziamo un insetticida. E io canto sempre. La tua fedeltà È grande. Alziamoci in piedi. la tua fedeltà È incomparabile. è incomparabile. Nessuno è come te. Nessuno è come te, O eterno in Dio. o eterno in Dio. Grande la tua fedeltà. Grande è la tua fedeltà. Dillo di nuovo con me, cantalo. Imparalo. La tua fedeltà è grande. La tua fedeltà è incomparabile. Nessuno è come te, o eterno è Dio.
grande la tua fedeltà. Grande è la tua fedeltà. Alleluia. Grazie Signore. Adesso ho chiesto a Emanuele, ma devo dire al pastore Emanuele, di concludere in preghiera come figlio e anche come pastore. Amen. Gloria a Dio. Signore, io ti ringrazio innanzitutto come tuo figlio e come figlio dei miei genitori. Ricordo un giorno venendo qua, durante una predicazione, che la tua parola disse che, e questo verso toccò il mio cuore, sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Gloria a Dio. E tu sei stato fedele, papà. Ancora prima della mia nascita, tu avevi un programma per me e per la mia famiglia. Ti ringrazio per questo giorno, ti ringrazio per le persone che sono qui. Ti ringrazio, Padre, perché ci hai donato una famiglia in Cristo e per il pastore che ci hai dato. Grazie per l'amore che abbiamo ricevuto da te. Ricordo che mi hai detto che non sarei stato più solo, quella grande solitudine che sentivo nel cuore. Ma oggi posso dire, e penso che tutti i miei fratelli possono dire, che noi siamo gioiosi in Cristo Gesù, a prescindere dalle situazioni. Benedici questa giornata, benedici il nostro stare assieme. Grazie per gli amici che ci sono venuti a trovare. Padre, che questo matrimonio, oltre un'unione davanti a te, salda, è un'unione civile, perché così si deve fare, che possa essere una testimonianza verace della tua esistenza. Alleluia. Perché tu vivi, che le persone possano conoscerti e che noi si possa essere testimonianza. Benedici la nostra giornata e grazie perché io oggi sono qui, perché oggi mi hai guarito la schiena, grazie perché i miei sono qui, grazie perché un tuo piano non può essere impedito. Tocca i cuori di chi ancora non ti ha conosciuto, Padre, che questa giornata possa essere un inizio di vita con te e che possano anche loro un giorno dire: Signore, la tua fedeltà è grande. Amen, papà, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore. Signore, grazie per quanti sono stati presenti questa mattina, per quanti anche ci sono collegati con noi o vedranno ancora questo servizio di culto attraverso la nostra pagina. Signore, tu sei potente da rinnovare e cambiare ogni matrimonio. Un matrimonio, Signore, che è finito, distrutto. Matrimoni, Signore, dove non c'è amore, dove non c'è rispetto. Signore, grazie perché quando tu entri in una casa entra la luce e tu porti luce nei cuori. Signore, grazie perché tu sei un Dio pronto a perdonare anche i tradimenti. Signore, grazie perché tu sei fedele. Signore, che ogni famiglia che è qui presente possa essere benedetta da te. Ogni coppia che è qui rappresentata, che possa essere una luce nella nostra società. Abbiamo bisogno sempre di più di case che manifestano la tua gloria, che manifestano la luce come cristiani. Signore, grazie che ti sei fatto conoscere da noi. Grazie per l'opera, Signore, che tu compi nelle nostre vite. Grazie per la pazienza che tu hai con ognuno di noi. Grazie per la misericordia, per le compassioni. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Ed ora la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, la comunione del suo Santo Spirito, la guida e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi da ora in eterno. Amen. Amen. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi. Se gentilmente